Del Sante prova ad andarsene sul limite dell'out sinistro, ancora Del Sante mette una buona pallone, limite dell'area, si fanno avanti due giocatori, la palla è per Franchi, se la mette sul sinistro, il tiro respinto, ancora Del Sante, il tiro, il calcio d'angolo no, anzi non è così, la palla rimane in campo perché Del Sante la difende e va a guadagnarsi un buon calcio dalla bandierina in favore dei biancorossi. 0-0, partita che è decollata in questa fase iniziale del secondo tempo, dopo un primo tempo dove si è visto più Mantova, ma le emozioni praticamente non ci sono state se non per un paio di conclusioni da parte di Franchi. Calcio d'angolo in favore del Mantova con l'apprensione, ci mettiamo qua, ci stringiamo anche un pochettino io e Giampaolo Grossi. Attenzione con questo pallone messo palla fuori, la palla è per Burato che prova la conclusione, il tiro, gol del Mantova, gol del Mantova, ha segnato Burato, ha segnato Burato, ha segnato Burato, Mantova in vantaggio, Mantova in vantaggio. La conclusione del giovane ex giocatore del Chievo che ha battuto con il destro, la palla ha preso il palo, ma la palla stavolta oltre al palo è andata nel sacco. Burato, gol del Mantova. Sì, io lo dicevo, bisogna sempre provarci, vale la pena tirare sempre e comunque, non bisogna farsi condizionare dagli errori, qualche volta succede che va dentro, è accaduto proprio così. Vediamo se il Mantova riesce a gestire questo vantaggio che tutto sommato è anche meritato. Per il Borgo Buggiano, minuto il 35, anzi quasi 36 dall'inizio della partita, risultato sempre 1-0 per il Mantova di Martino. La palla lunga in profondità di testa, ci strattonano un po' tutti, alla fine la palla rimane al limite dell'area, c'è questo tentativo di dribbling e c'è un calcio di rigore. C'è un calcio di no, non abbiamo capito bene se è calcio di rigore. Sì, calcio di rigore in favore del Borgo Buggiano tra le proteste dei tifosi dei giocatori del Mantova. Non lo so, adesso sullo specifico non riusciamo a capire bene se c'era fallo oppure no. Indifferentemente che ci fosse il fallo, certo è che al Borgo Buggiano gli è capitata un'occasione che ben poche squadre gli possono capitare, che fino a questo momento il Mantova aveva controllato molto bene. Vediamo quindi gli sviluppi di questo calcio di rigore, andrà a battere Paganelli, minuto di gioco il 36esimo. Mantova 1, Borgo Buggiano 0, la gol l'aveva toccata Bellodi, peccato, ma il Borgo Buggiano è andato a pareggiare questa partita, non so se dire con merito oppure no, l'aveva toccata Mirko Bellodi, peccato, l'aveva anche battuta un po' male il numero 9 Paganelli. Pareggio ora del Borgo Buggiano e cambio nelle file del Mantova. Sta per uscire Franchi, vediamo al posto di chi, al posto del numero 16 Colonetti. 47esimo, anzi direi 48esimo se non vado errato, minuto della partita, palla lunga, prova ora la palla ad arrivare nella zona di Colonetti che si inventa un gol incredibile, gol di Colonetti. Mamma mia, ho avuto un coccolone, si dice in gergo. Il gol di Colonetti ha inventato un gol incredibile, Giampaolo, ha inventato un gol incredibile, si è alzato anche Ciccio Graziani Caruso davanti a noi per questo gol incredibile da parte di Colonetti. Pazzesca invenzione di Colonetti, pazzesco. 48-45, davvero 15 secondi al fischio finale. Colonetti ha tirato fuori dal cilindro il colpo del KO sul Borgo Buggiano, davvero un colpo a sorpresa per questo esordio con lo champagne a questo punto per Claudio Valigi, davvero un Mantova che non finisce di stupire. Non possiamo dire che questo cambia tutto quanto abbiamo detto in precedenza, se la vittoria sia meritata o meno non importa, l'importante è portare a casa questi 3 punti. Mamma mia che gol che ha fatto Colonetti, Giampaolo, mamma mia che gol che ha fatto Colonetti. Attenzione che ora c'è questo calcio di punizione, la partita non è ancora finita quando siamo giunti al 45esimo minuto passato, bello che è passato, direi quasi 50 minuti di gioco in questo secondo tempo, pallone un po' dappertutto e andrà a battere questo calcio di punizione il portiere del Borgo Buggiano, tutti dentro, di testa, la palla che danza, attenzione, calcio d'angolo
ma l'arbitro dice che è finita, abbiamo preso 3 punti pazzeschi, Giampaolo, 3 punti pazzeschi, il Mantova ha vinto 2-1, e lo diciamo sottovoce perché forse ci cambia tutto il campionato, Giampaolo, sto risultato, ci cambia tutto il campionato. Questo non lo so, ma diciamolo invece forte, 3 punti perché il Mantova trova sempre modo di offrire sorprese ai propri sostenitori, come con il Renate, il gol al 91esimo di Stefano Franchi. Questa volta Stefano Franchi ha lasciato spazio a Colonetti per la staffetta, è arrivato davvero questo gol straordinario che magari diventerà una sigla per Telemantova, perché è davvero un gol bellissimo. Invitiamo tutti i nostri telespettatori a vederlo ancora nei nostri programmi. Ok, è tutto quindi da Borgo Buggiano 1 e ripeto Mantova 2, è tutto.